Tragedia a Guspini. Il 49enne Attilio Mocci è morto sul colpo nel tardo pomeriggio di ieri, dopo che la sua auto è volata fuori strada sulla strada provinciale 65. Stava andando a prendere le pizze per il compleanno del figlio. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi restare informato sulle tragedie stradali e la sicurezza in Sardegna, iscriviti e attiva la campanella. L'incidente si è verificato lungo la strada provinciale 65, in un tratto che porta a Sant'Antonio di Sant'Adi. Attilio Mocci, residente a Guspini, ha improvvisamente perso il controllo della sua Volkswagen Golf, uscendo di strada. L'impatto è stato violento e nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco in Salluri e dei medici del 118, non c'è stato nulla da fare. La morte è stata immediata. Ma cosa ha causato la perdita di controllo dell'auto? Un malore improvviso o un guasto tecnico del veicolo del 49enne? I carabinieri di Guspini stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. La comunità di Guspini è sotto shock per questa perdita, definita un dolore troppo grande. I carabinieri non escludono nessuna pista. Un'altra tragedia stradale che scuote la Sardegna. Questa tragedia a Guspini ci ricorda l'importanza della sicurezza stradale. Iscriviti per seguire le notizie più importanti della Sardegna e lascia un like. In conclusione faccio le mie condoglianze alla famiglia di Attilio e ringrazio te per la tua attenzione e il tuo supporto. Ciao e passa una buona giornata.